Lasciati guidare nel tuo cammino. Il Santone d'Avella, maestro spirituale, interpreta i segni del tuo destino. Oroscopo mensile. Febbraio 2019. Tutte le previsioni astrologiche segno dopo segno. Il secondo mese del nuovo anno porta tante novità e nuove situazioni per tutti i segni zodiacali, ma anche tanta energia per affrontare ogni cosa con grinta e determinazione. Febbraio prevede grande fortuna e prosperità per i nati sotto i segni d'acqua. Il mese si prospetta infatti ricco di successi e nuove avventure. Ci saranno grandi soddisfazioni sia sul piano economico che lavorativo e anche in amore non mancheranno ottime intese. Qualche difficoltà potrà invece presentarsi per i segni di terra, in particolar modo a livello fisico, che sarà messo sotto sforzo per la mole di impegni a cui dovranno far fronte. Le stelle consigliano di staccare la spina e relegare ad altri alcune faccende lavorative particolarmente spinose. Sono in arrivo invece belle novità per i segni di fuoco, soprattutto per la situazione professionale. Ci saranno tante occasioni per conoscere nuove persone che potrebbero completamente cambiare in maniera positiva il futuro. In arrivo grandi novità anche per i single. Buone le notizie anche per i segni d'aria. Il secondo mese dell'anno si prospetta ricco di eventi positivi. Sarà un periodo all'insegna della serenità e della spensieratezza, da vivere in compagnia delle persone più care. Ecco l'oroscopo del mese di febbraio 2019 segno per segno. Ariete. Amore. La prima parte del mese di febbraio è abbastanza positiva per l'amore. Venere in Trigono permette di vivere belle emozioni, di fare nuove conoscenze e soprattutto i cuori solitari potrebbero intraprendere una frequentazione con una persona molto interessante. Coloro che già vivono una relazione sentimentale stabile possono fare 1000 progetti e possono trascorrere giorni in cui l'intesa e la comprensione sarà altissima. Il dialogo può essere molto importante per creare, insieme al favore dei pianeti, un clima sentimentale magico. Se siete cuori solitari uscite e frequentate nuovi luoghi cercando di corteggiare la persona che più vi piace. Lavoro. Mese eccellente per quanto riguarda il lavoro. Innanzitutto i nati del segno potranno ritrovare una ottima energia grazie all'influenza di Marte. Ma anche Mercurio permette di avere ottime idee per farvi agire con nuovi progetti molto interessanti. La prima parte del mese potranno giungere notizie interessanti nel lavoro e con Giove nel vostro cielo non mancheranno i colpi di fortuna e le occasioni propizie per iniziare un nuovo percorso lavorat. Ivo. Per quanto riguarda il denaro il mese è favorevole per guadagnare ma anche per investire denaro in modo consistente. Toro. Amore. Mese bellissimo per il Toro. Mercurio ed il Sole influenzeranno positivamente le giornate, tuttavia la prima parte del mese potrebbe portare ancora qualche piccolo problema a livello di comunicazione con la persona amata. Infatti, dovete attendere la seconda parte di febbraio per poter gioire in amore. Quando il nuovo passaggio di Venere in Trigono vi permette di riprendere nelle vostre mani una relazione sentimentale che non era molto soddisfacente. Bisogna stare molto attenti alle parole che dite e non bisogna essere nervosi se il vostro partner si comporta in modo insolito. I cuori solitari possono corteggiare una persona molto attraente proprio partendo dalla metà del mese. Lavoro. Mercurio è in quadratura e la sua posizione astrologica non è favorevole per il lavoro, settore in cui molti di voi si sentiranno delusi e poco motivati.
Durante il mese ci saranno giornate in cui le difficoltà a livello di comunicazione con un collega di lavoro saranno più accentuate e ci sarà poca volontà per procedere con alcuni progetti. Da escludere in questo periodo gli investimenti finanziari, tuttavia non demordete perché a breve ci saranno miglioramenti decisamente interessanti. Gemelli. Amore. Nei primi giorni del mese il pianeta Venere non è favorevole in amore, potrebbero esserci incomprensioni e litigi. Per fortuna dalla metà di febbraio la sua posizione cambia e con il nuovo passaggio del pianeta saranno favoriti l'amore e i nuovi incontri. Per tutti le cose andranno molto meglio e potrete sistemare incomprensioni con il partner, mentre i cuori solitari potranno iniziare a corteggiare una persona che è molto interessante ed attraente. Anche Marte è molto positivo per tutto il mese e vi permette di essere molto determinati con la vostra metà. Lavoro. Con Mercurio in trigono il settore economico e quello lavorativo sono molto positivi durante il mese di febbraio e vi permette di essere particolarmente attivi a livello professionale. Nelle prime settimane potrebbero giungere ottime notizie, soprattutto se state cercando un nuovo lavoro, ma coloro che hanno un impiego stabile possono ottenere lodi e gratificazioni e possono anche progettare di migliorare la loro posizione economica. Le energie per affrontare nuove sfide lavorative non mancano e voi siete adesso molto più decisi rispetto al passato, tuttavia fate molta attenzione alle illusioni. Cancro. Amore. Sarà un mese altalenante in amore per i nati del Cancro, ci saranno momenti romantici e sensuali che si alterneranno a periodi di malinconia. La presenza di Venere sia in una posizione scomoda non vi permette di dare vigore alla vostra storia sentimentale. Chi sta vivendo una crisi nella propria storia d'amore difficilmente troverà una soluzione e la posizione astrologica di Mercurio non favorisce certo il dialogo. I cuori solitari dovranno lottare con la posizione negativa di Marte che renderà difficili gli incontri e non favorirà le energie sessuali. Insomma, febbraio non è un mese molto favorevole in amore e ogni progetto importante dovrebbe essere rinviato. Lavoro. In questo periodo il settore lavorativo non è particolarmente interessante e la monotonia potrebbe bloccare alcune buone idee che invece potrebbero portare validi progressi a livello professionale. La cosa migliore da fare adesso è cercare di non procedere con nuovi accordi, contratti o nuovi lavori che possono trovare blocchi e ostacoli. Giove in opposizione non favorisce grande fortuna e potranno esserci più uscite che entrate. Tuttavia il cielo molto presto cambierà e vi permetterà di migliorare nel vostro settore professionale. Leone. Amore. Inizio mese positivo a livello sentimentale grazie alla buona disposizione di Venere, Marte e Giove che promettono un avvio decisamente favorevole per l'amore. Se siete cuori solitari cercate di sfruttare questo periodo per incontrare nuova gente, conoscere nuove persone e fare nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi mesi. Decisive per le coppie che hanno affrontato un passato complicato poiché adesso è possibile sistemare tutti i problemi. Giove consente di fare progetti che includono l'acquisto di una nuova casa per iniziare una nuova vita insieme alla persona amata. Lavoro. Mese abbastanza complicato invece per quanto riguarda il lavoro, poiché l'influenza di Mercurio potrebbe essere molto negativa per stringere nuove collaborazioni e avviare nuovi accordi professionali. Bisogna stare molto attenti se qualcuno vi chiede di firmare un accordo e bisogna decidere senza fretta.
Se state cercando un nuovo lavoro, la seconda parte del mese sarà più favorevole per poter fare colloqui e inviare il curriculum. State attenti a non rinunciare ad eventuali proposte professionali che possono aprire nuove strade. Vergine. Amore, la prima parte di febbraio non porta buone notizie per l'amore. I nati nel segno della Vergine dovranno attendere la seconda decade per ritrovare l'armonia nei sentimenti. Infatti, bisognerà attendere il nuovo passaggio di Venere per recuperare un rapporto in crisi senza particolari difficoltà e ritrovare una migliore comunicazione. Bisognerà muoversi quindi con molta cautela e non esagerare con le parole perché potrebbero essere interpretate male dal partner. Incontri stimolanti invece per i cuori solitari, che potranno fare tante conquiste grazie al loro indiscutibile fascino. Lavoro, Mercurio e Giove non sono in buona posizione e possono influenzano negativamente il settore professionale. Fortunatamente dalla seconda parte del mese Venere diventa favorevole e quindi potrete affrontare tutte le situazioni con maggiore serenità. Anche se non sarete eccelsi, non resterete sicuramente indietro e accetterete di buon grado il fatto che non sempre potete prendervi carico di tutto. Lasciate dunque il lavoro agli altri e prendetevi più cura di voi stessi, ma al tempo stesso difendete i vostri diritti con chi cercherà di togliervi i meriti che vi spettano. Bilancia. Amore, settore sentimentale in netta ripresa dopo il difficile periodo dello scorso anno. Adesso è possibile rimediare a degli errori e attuare un miglioramento lento ma costante, fino a ritrovare una perfetta intesa con il partner. Giove promette emozioni coinvolgenti e grande feeling con la persona amata, ma anche incontri intriganti per chi è single e desidera iniziare un nuovo progetto d'amore. Ottimo periodo per fare un viaggio e scoprire interessi e passioni comuni che possono rinsaldare il rapporto. Per molte coppie è il momento ideale per prendere decisioni importanti. Lavoro, il settore lavorativo porterà molte soddisfazioni e anche quest'anno riuscirete a realizzare progetti ancora migliori e molto più importanti che vi permetteranno di incassare molto denaro. Sarà possibile raggiungere anche nuovi obiettivi grazie all'aiuto di una nuova conoscenza che sarà molto utile nel lavoro e nella professione. Anche riguardo gli investimenti finanziari ed economici il periodo è eccezionale. Anche se il denaro da investire non deve essere esagerato, altrimenti il rischio è quello di non poter far fronte ad alcune spese impreviste. Scorpione. Amore, prima decade del mese difficile per il settore sentimentale, con Venere non molto favorevole potranno esserci litigi ed incomprensioni con il partner a causa di problemi economici. Probabilmente avete sostenuto spese eccessive che hanno alimentato il nervosismo e riuscire ad essere chiari e farvi capire non sarà molto facile. Tuttavia, nella seconda parte del mese le cose migliorano e potete sistemare quasi tutto. L'atteggiamento nei confronti della persona che amate sarà in netto miglioramento e coloro che stanno cercando una nuova anima gemella possono sperare di fare incontri molto interessanti. Lavoro, per quanto riguarda il lavoro sta per iniziare una fase di rinascita dopo un periodo di stasi. Molti di voi hanno iniziato un nuovo percorso professionale che è possibile solidificare e rendere più concreto nel corso di questo mese. Il periodo è eccellente per chi vuole acquistare una nuova casa, una nuova automobile o soddisfare altre esigenze perché Giove crea anche le possibilità di guadagnare molto denaro. Buon momento per gli investimenti economici, sono in arrivo anche nuove collaborazioni molto positive. Sagittario. Amore, bellissimo periodo per il Sagittario, febbraio conferma un netto recupero a livello sentimentale.
Mercurio è molto favorevole e migliora il dialogo nella coppia, permettendo anche di fare progetti importanti che possono riguardare un futuro matrimonio o una convivenza, e per molti addirittura il concepimento di un figlio. Intanto però bisogna sfruttare le prime 2 settimane del mese per sistemare eventuali litigi e prendere alcune decisioni importanti nel settore familiare. Venere infatti si sposta nel cielo e tutto sarà più facile. Emozionanti incontri in arrivo per i cuori solitari nella seconda decade del mese. Lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, questo mese può essere positivo soprattutto per coloro che già dalla fine dello scorso anno hanno iniziato a prendere nuove strade professionali. Infatti i progetti adesso possono portare buoni risultati e anche la situazione economica è in netto miglioramento. È probabile una scalata di alcuni gradini nella vostra carriera. Ma anche coloro che aspettano l'occasione ideale per trovare un nuovo percorso e guadagnare denaro avranno a disposizione le possibilità che stanno cercando. Le stelle raccomandano di firmare contratti e prendere decisioni importanti entro la seconda decade del mese, poiché dopo Mercurio si troverà in aspetto negativo e potrebbe danneggiarvi. Capricorno. Amore. Con l'entrata di Venere in Capricorno nei primi giorni del mese vivrete momenti di gioia e felicità sul piano delle relazioni amorose. Coloro che desiderano riconciliarsi con il proprio partner potranno farlo senza dubbi e con la certezza di cominciare una nuova fase della vita di coppia. Tuttavia, la presenza di Saturno nel segno potrà creare insicurezza e paura, perciò dovete cercare di comunicare in modo chiaro e deciso i vostri sentimenti. Se avete il cuore libero, sarà possibile stabilire un legame solido e duraturo durante la seconda parte del mese. Lavoro. Nuove sfide professionali e nuovi orizzonti stanno per aprirsi davanti a voi. Grazie alla posizione favorevole delle stelle vi sentirete pieni di energia e desiderosi di affrontare nuovi progetti. Decisamente ottima la seconda parte del mese con la possibilità di avere buone notizie a livello economico. In questo periodo saranno messi alla prova la vostra abilità e il vostro talento. Ma con le vostre capacità e le ambizioni emanate da Plutone nel segno riuscirete a raggiungere qualsiasi obiettivo che vi siete prefissati. Acquario. Amore. Ottimo mese per l'amore, febbraio si presenta infatti molto interessante per gli acquari che vivono in coppia. Ci saranno momenti di esaltazione, in cui sembrerà di essere immersi in un mondo incantato in cui ci siete solo voi e la vostra dolce metà. Sarete energici e spumeggianti e attirerete il partner con il vostro fascino. Anche i single potranno affascinare e conquistare il cuore di molte persone, per esplorare le diverse sfaccettature dell'amore. Attenti però alle doppie relazioni, che possono portarvi dispiaceri. Lavoro. Il settore lavorativo è in continuo progresso grazie a tanti pianeti positivi tra cui Venere e Giove ma anche Mercurio e Marte che vi permettono di ottenere numerosi successi praticamente per. Infatti, è un periodo eccezionale per quanto riguarda nuove idee lavorative da portare avanti anche grazie a nuove collaborazioni. Mercurio porta buone notizie ma anche aumento di guadagni e vi saranno date tutte le capacità per raggiungere il successo in qualsiasi settore decidiate di impegnarvi. Pesci. Amore. Con Venere in quadratura a inizio del mese le cose in amore devono essere valutate attentamente se non si vuole rischiare di rovinare un rapporto sentimentale. Le relazioni di coppia miglioreranno nella seconda parte del mese, quando Venere sarà in migliore aspetto e sarà possibile ritrovare serenità e armonia.
In questa condizione i vostri punti di vista saranno accettati facilmente e i vostri sentimenti interpretati correttamente. Anche per i single ci saranno incontri migliori attorno alla fine del mese, quando sapranno come scegliere la persona giusta. Lavoro. La vita lavorativa sta attraversando una buona fase nonostante la posizione di Giove non sia così favorevole come lo scorso anno. Anche se in certi momenti non sarà facile essere concentrati sul lavoro a causa di alcuni problemi di comunicazione. Dalla seconda quindicina del mese di febbraio sarete in ottima forma e in grado di prendere decisioni con maturità e riflessione. In questo periodo potrete aspettarvi un aumento di stipendio o una promozione. I pianeti vi invitano ad adattarvi senza difficoltà, perché i progressi che farete in campo lavorativo supereranno le vostre aspettative e vi riempiranno di gratificazioni.